Eccolo qui il nostro Daniele De Martino, ragazzi, sta per entrare in diretta. Eccolo il nostro Playboy. Buonasera, buonasera, come stai? Bene. Come stai? Daniele, ascoltami, il telefono lo devi tenere un po' sollevato da qualcosa perché forse è otturato il microfono. Se ti metti la Aspetta un cuffia attimo. ancora meglio. Ok, va bene così? Fammi sentire un po'. Mi senti? Ok, va bene, va benissimo così. Ok, aspetta un momento, Però, aspetta. però se ti metti le cuffie andiamo meglio, perché non fa tutto Una questo parola, io casino. non ne uso. Ma lo stanno i cuffie. Però se te le metti è meglio. Senti tu Ok. meglio? No, io mi Vabbè, sento, io ti sento benissimo, tu mi senti? ok, alla grande. Ok, Ok. non lo muovere più il cellulare. Buonasera a tutti quanti, Buonasera, buonasera, come stai? come stai tu? Sei sempre in Tutto bene? splendida forma, non invecchi mai. Grazie, grazie. Un bacio anche a tuo marito, un bacio. Grazie, grazie. Ciao a Allora, tutti. Daniele, tu lo conosci un po' il mio gioco, sì? Certo che lo conosco. Sei pronto a tutto? Devo, per forza. Se no pago la penitenza. Esatto, e ti assicuro che il pegno è abbastanza salato, eh? Eh, Vai, vediamo. Allora, andiamo avanti. Il primo numero che ti viene in mente. 14 agosto, la mia data di nascita. Prendi un pupazzo, ce l'hai? Un Ce lo devi pupazzo. tenere per forza. Qui no, un pupazzo qui no, come un cuscino, ti va bene lo stesso? Vai, vai, prendi il Dammi un cuscino, cuscino. dammi un cuscino. Qui sta un cuscino. Ah, quando qualcuno. Ok, dammi questo del divano. Ok, va buono. Ok, allora questo cuscino lo devi trattare come una donna. Palpalo come se tu palpassi una donna. Che gli dici a Ragazzi, questa donna? se hai gli occhi verdi, gli dico complimenti per gli occhi, sei stupenda, mi stai facendo emozionare, sto tremando solo nel guardarti, però adesso non è chiudi in chiacchiere, mo mamma fa... Bravo, palpalo, toccagli le menne, le menne, toccagli le menne. Se te ero rosso, sì. Così gliele palpi le menne. Che schifo di palpazione che gli fai. Dai, Perché qua palpa. viene male! Non fai, come gliela prendi tu quando gliela prendi? Come fai così? Sotto, da sotto. Palpagli il culo, il culo, il culo, il culo, palpagli il sedere. Come fai? Come fai? Mannaggia a te, mannaggia. Bravo, per iniziare andiamo bene. Andiamo avanti, vai. Vai. Ancora un altro numero, vai. 19. 19. Ah, questa è bella. Quando vai ad evacuare, sai che vuol dire evacuare, no? Sì. Fare la cacca. Sì, sì, Te lo fai il bidet? è normale. Allora, alzati e facci vedere come te lo fai. Mannaggia. E come fa? È un po' grave con la spugna, no? Mannaggia. Ecco, adesso tutti conoscono come ti fai il bidet. Eh, Ecco. Andiamo avanti, la prossima ancora, vai, un altro numero. 7. La numero 7, c'è Luca che sta morendo. La numero 7, verso di una cagnetta in calore. Come fa una cagnetta in calore? Questo è più un gatto, sembra più un gatto. Io lo so fare bene, sì, più o meno. Ok, ok, va bene così. Vai. Andiamo avanti. Ancora numeri, vai. No, il 14 l'abbiamo fatto, 12. La numero 12, come si chiamano le dita dei piedi? Vabbè, pollicione. No! Indice. Dicono No, la mano. Se ti pollice. arrendi te lo dico io. No, no. Dimmelo tu perché sono in confusione, scusa. Primo dito, secondo dito, terzo dito, quarto dito e quinto dito. Ho capito. È facilissimo. Ok. Senti, ma chi è con te a casa? È mio cugino. Ma tu non hai sorelle? No, no, no. Niente. Fratellino.
Ah, No, no, quindi fratello. femmine in casa non ce ne sono a parte mamma. No, al momento no, mamma non c'è, mamma. Ma cioè a casa nel senso se mamma, tua madre si trucca, usa il Sì, trucco. sì, Ok, ok. però quindi io non sto con mia madre, Stefano. Donne non ne ho, quindi trucche, cose, Non non ne posso hai? fare niente. No. Ok. Allora, andiamo avanti, ancora un altro numero, vai. 9. 9. Fammi il verso di una capra che fa l'amore con una gallina. Io non l'ho visto mai, comunque lo faccio un po' a modo mio. Beh, La beh. gallina, la gallina, la gallina, come fa la gallina? Mannaggia. Oddio, cosa penseranno i tuoi fan in questo momento? Questi sono demandati scemi. Ok, andiamo avanti. 20. 20. Simula, ma te le stai cercando tutte però, eh? Prima il peggio e poi il meglio, dai. Simula l'orgasmo di un asino. Eh, troppo difficile. Perché Lo sai. l'asino come fa? Scusami. L'orgasmo per una cosa. Più in calore, più in calore. Ah, ah, ah. Così, no? Aiuto. Oddio. Va bene, andiamo avanti. È Vai. sufficiente, vai. 7. 7. No, già l'hai fatto 7. Vuoi Ok, 3. fare la 3? A quale attore porno ti piacerebbe essere, somigliare? Vabbè, l'unico secondo me è Rocco Siffredi, no? Dico, Ti piacerebbe essere così Freddy, eh? io non mi posso lamentare. Perché se Yes. anche tu... Non ti vedo biondo, però, hai i capelli scuri. E io sono un pornostar castano. Ragazzi, De Martino al naturale, si è dichiarato. Dai, scherzo, dai. Vai, vai. Ok, va bene. Andiamo avanti. 2. La 2. Favorevole o contrario ai gay, al mondo gay? Allora, no, non sono contrario perché sono scelte di vita, però Va bene così. va bene così. Ok, ancora, vai. Numero 1. Numero 1. Hai mai fatto le puzze mentre canti? Sì, a volte sì. Tu che entri sempre con il bouquet, no? Molto elegante, sempre No, no, generoso. mentre entro con il bouquet non mi è mai Non ti è capitato, mai ma capitato? una volta in una festa di piazza sì, che mentre stavo cantando, guarda, ti faccio pure la scena. Vai. Odio chi mi ha fatto un dolore di pancia atroce, odio chi mi ha fatto innamorare, perché dopo quell'amore mi sono messo sopra la cassa, no? E sopra la spia, perché dopo quell'amore non riuscivo più ad amare, dolore di pancia, dovevo E cagare quindi fortissimo. hai cacato sulle Pure casse. non ho cagato per fortuna, però mi veniva fortemente da cagare, fortemente. Madonna. Ascolta, Demi, allora devi aggiustare il telefono. Mettilo come l'hai messo prima. Ok, così? Perché rimbomba, se no. No, Ok? rimbomba ancora. Deve stare sollevato dal microfono. Così va bene? Ci sei? Sì. Ok, va bene. Vai. Ancora numeri, vai. Numero 15. Numero 15. Allora, dove lo hai fatto la prima volta? In un banco di scuola. A scuola. Sì, Che avevo carino. 13 anni, sì. Eri Dopo piccolo. scuola veramente, no a scuola, dopo scuola. Ed era una tua coetanea o era più grande? Più grande perché io mi ricordo, lei era stata bocciata, sì, più grande, più grande. Più grande? Ah, ma Sì. capita sempre ai maschietti, sempre alle donne più grandi. Ma queste È donne... stata lei che mi aveva detto, comunque, E tu tengo a precisare. giustamente non ti è dispiaciuto Subito a affatto. volo, poi prima esperienza, sai, insegnami tu come si fa. Bravo, bravo. Queste sono state Ancora. le mie parole. Vai. Dai, ancora, ancora. Numero 16, se non abbiamo... No, non l'abbiamo ancora fatto. L'ultima volta che hai visto un film porno. Un mese fa insieme a Pizzetta.
Ragazzi, ma che fate in questa quarantena? Vi vedete i porno? Pure Raffaello si è visto un porno È ultimamente. perché giustamente devi capire che sono da solo, quindi a ma fa qualcosa, no? No, perdonami, aspetta, no, lo voglio sapere mo sta No, 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 cosa. aspetta un attimo, ma non pensare male, non pensare a cose strane. Cioè, Stiamo ti guardando. sei fatto la pugnetta durante la quarantena davanti a un film porno? No, non mi sono fatto la pugnetta io, ti ho detto E abbiamo che cosa visto hai il film fatto porno, col film abbiamo porno? visto il film porno perché Pizzetta Chi è gli Pizzetta? piaceva Ah, Pizzetta è la mia mascotte, poi glielo facciamo a lui questo gioco, Ok. molto famoso. È capitato che ci siamo visti un film porno molto E poi interessante. che avete fatto tutti e due dopo il Non mi ha film fatto porno? niente, tranquillo, sta a posto, ognuno a casa sua. Ok, vai avanti. Numero 24. Numero 24. Mima una donna che litiga con un'altra donna, però lo voglio sentire in siciliano. Bottana, ma scasso tu! Ah! Continua! Rosa, se te picchio dalla buco che non capisci? Ah, sei un grande, Palermitano, sei un classico grande, sei un palermitano. grande, sei un grande, sei un Scusatemi grande. ragazzi, scusatemi. Troppo bello, veramente. Sto scoprendo un De Martino che non conoscevo. Che bello. Vai avanti, vai avanti. Numero 21. Numero 21. Hai mai approfittato di Federica? Ma quando ero piccolo, sai, sono le prime volte che diventi quasi uomo, ci andavo ogni mezz'ora. Mi piaceva l'emozione, il brivido. Addirittura ogni mezz'ora. Ogni mezz'ora. Te l'hai consumati. Assai. Ok, andiamo avanti. Numero 13. Numero 13. Rosta, ecco qua. Ah, prendi una scopa. Ce l'hai a portata di mano una scopa? Damasco. Eccola. Eccola, mettila sotto sopra. Ha già. Lei è una donna, corteggiala, invitala ad uscire. Se stasera sei d'accordo, dopo che finisco di cantare ti vengo a prendere, così ci andiamo a fare un giro, ti faccio vedere Napoli illuminata, se ti fa piacere. E quindi? E lei che ti ha risposto, scusami? E lei mi dice sì. E dagli un bacio. Fortunatamente non ho preso mai un palo. Sì. Ah, prendi un bacio, vai, vai, un bacio. Con la lingua, con la lingua. A posto. Bravo! Sì, adesso però cantaci qualcosa, dai. Bella bionda. Bella bionda, quando corteggio una donna mentre Vai, canto. vai, vai. Bella bionda, parla con te, ti offendi se ti offro da Da bere. bere. Bella bionda, parlo con te, beviamo qualcosa. La notte è lunga, sì, bevi uno champagne. Prendi quello che vuoi e poi eccetera eccetera. Sei grande, sei grande. Vai, ancora, vai, Ok, ancora. numero 30. La 30. Hai mai sgommato nelle mutande? Significa sgommato, cagato, in teoria. Sì, sì, in teoria sì. No, giuro su mia madre, no. La pistacchietta, come la chiami tu in Mi sono Sicilia? pisciato sotto, sì. Sì, molto Davvero? Ma forte. da Sì. grande o da piccolo? Quando rido forte, 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 E c'è formulo subisci l'incontinenza, ti ancora. devi far regolare un po' il tubicino che collega la pipì con i Formulo testicoli. subisci ancora, però cagate no, no. Assolutamente no. Ok, andiamo avanti, vai. Numero... Te la dico io, vai, te la dico io. Vai, fai tu. 31, devi fare uno scioglilingue, devi dire, li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Vai, Li vuoi velocemente. quei kiwi? No. Kiwi, kiwi. Li vuoi quei kiwi? Vai, ripeti ancora. Li vuoi quei kiwi? Veloce, veloce, Li vuoi veloce. quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? È difficile, è difficile. Li Te ne vuoi dico... quei kiwi? È difficile, è difficile. Aspetta, ma te ne Li dico vuoi io quei kiwi? un'altra, te ne dico io Vai. un'altra. Allora, sei più contento di vedere la tua donna che ti tradisce con un uomo o con una donna? Con una donna, naturalmente. E mi ci butto
anch'io, e facciamo una cosa a tre, stanno problemi. Addirittura la pensi così in questo È modo? normale, se con una donna, pazienza, mi ci metto pure in dove, capisci? Pure hai ragione, hai ragione. Eh, Allora, ancora, ti piace fare più sesso o più amore? e quando il cuore è innamorato, l'amore, Bene. l'amore, l'amore. Ok, ancora, vediamo, vediamo. Eccola. Ti è mai capitato di fare cacca e pipì insieme? Sì, sempre. Io se Ma non faccio veramente? pipì non faccio la cacca, sempre. Davvero? E la Sì. pipì come la fai? Seduto o all'impiedi? La pipì la faccio all'impiedi, quando devo fare solo pipì, quando devo cagare la faccio seduta. E come fai poi dopo? Come ti pulisci quando devi fare, cioè se hai fatto cacca e pipì per esempio, la pipì come te la pulisci? Col tovaglio e con la carta igienica, sempre. Sempre. Ok. Sei mai uscito con una tua fan? Sì, sì. E fammi sentire, secondo te è normale uscire con una fan? No, però sai, alle volte il cuore non si comanda, quindi anche il cuore si può innamorare di una fa, è sempre un essere umano. Ma tu ti innamori troppo spesso delle tue fan. Ma perché tu che ne sai? Secondo me tu esci troppo spesso, ti innamori spesso, sei troppo passionale. No, no, diciamo che Tu l'amore è sei, tu sei un'altra un cosa. rubacuore. Allora, pensa che in privato mi hanno scritte tutte dicendo ti prego, fai venire De Martino, ti prego, ti prego, ti prego. E ho detto ok, stasera vi accontento ed eccoti qua. Quindi sei stato Bravo. volutamente, Mi fortemente stai qui. uccidendo, mi stai rubando la privacy. E poi una ragazza mi ha detto, secondo me era qualche tua vecchia fiamma, mi ha Eh? detto fallo polvere stasera a De Martino. Mannaggia. È un fumonaiola, ha scritto una ragazza, te lo voglio dire. Ah sì? Sì, sì. Allora, vai, cosa ti piace di più quando fai l'amore? Eh, dai, è una domanda. Mi piace la passione più che altro, la passione e poi mi Ah, ok. piace la passione. Adesso invece insieme mima una gallina infuriata, un gatto aggressivo e una mucca arrapata. Una gallina, scusami, una Una gallina gallina infuriata. infuriata. Un gatto aggressivo, gatto aggressivo, gatto aggressivo, gatto aggressivo. Una mucca in calore, una mucca in calore. Oddio. Oddio. Vedi che abbiamo quasi 6.000 persone in diretta, te lo voglio Eh, dire. hanno fatto successo. Ok, ok. Andiamo avanti, dai. Allora te la dico io un'altra. Hai mai puzzato mentre lavoravi o facevi... Ah, no, scusami, hai mai fatto una puzza mentre facevi l'amore o lei ha mai fatto una puzza? No, che sia mai, mi uccidevo. Lei, una volta mi è capitato che ho visto una bellissima ragazza che mi piaceva tantissimo, l'ho corteggiata io personalmente, solo che quando sono arrivato siamo usciti, era stupenda, credimi, solo che gli puzzava la bocca, quindi mi è caduta dal cuore. E È cosa una gli hai cosa detto per tragica. andartene, No, per no, accompagnare? gli ho detto, scusami, ma ti devo dire quella verità. Che cosa? Io sono sposato. Mi ha mandato lei stessa a fare in culo. Quindi è funzionata. Mi poteva dire pure, ma come non porti? Ma dove vivi? No. Oddio, ti andava male. Invece mi ha detto, io non cerco questo. Ah, va bene, ok, scusami, Vabbè, siccome... potevi trovarti una scusa tipo, che ne so, devo andare al No, 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 perché lavoro. non la volevo sentire più, perché se dicevo devo scappare perché c'ho avuto un imprevisto, questa ritornava, scompazzavo Mamma mia, proprio, che fottevo. brutta, che brutta, che Troppo brutta. brutto. Mamma mia, me lo vomito. Ok. Allora, ascoltami, mancano solo 5 minuti, però io dopo ti stacco e ti riattacco di nuovo, Ok, ok? Non mollare, un attimo solo che torno. Chiudo e riaggancio. vai. Eccoci qui. Daniele, mi devi richiedere di nuovo mi devi fare di nuovo la richiesta, Daniele, altrimenti non ti posso accettare. Ecco qua, vediamo un attimo, Arustade Martino. Daniele, riformulami la richiesta. Ehi, mo si blocca, guarda, vedi che fa. Ragazzi, ora scrivi un commento, Daniele, così io ti clicco su.
perché così non mi fa Eccolo, entrare. vedi? L'ha scritto. Ha scritto, dove sta? Ha scritto, l'ha inviata. Ok, eccoti qua. Trasmetti. Vieni Daniele, vieni. Abbiamo chiuso perché dovevamo poi riagganciarci di nuovo, perché sennò stacca sta diretta. Ma che brutto sto fatto che stacca la diretta. Daniele, vieni. Ti ho accettato, Daniele. Bella bionda, balla con me. Daniele, Daniele De Martino. Niente. Dani, però, se no si cade tutto così. A dove stai? David, eccolo qua. Facciamo di nuovo la richiesta. Vedi, l'ha inviata. No, il problema non è quello, è che non riesci a venire, sei in attesa. Vedi che ecco qua. Ehi, Eccolo qua, eccolo qua. eccoci. Allora, dicevamo, Sì, ancora un'altra, vai. Hai mai fatto il piedino a una donna? certo, ovviamente. Cioè, ma tu proprio del sesso non ti sei fatto mancare nulla. No. Cioè, proprio depravazione a 360 gradi, io non lo so. Poi io, diciamo, per natura inizio sempre dai piedi, quindi sì, l'ho fatto. Ah, e il posto più strano dove l'hai fatto? Il piedino, O il piedino in generale, un posto dove hai fatto l'amore, l'amore? Sì, sì. dentro l'armadio. Giuro E, su poi- mamma. e perché l'hai fatto nell'armadio? Che la cervello mi faceva girare così, si fa dentro l'armadio. Ma Chissà dove. e dov'eri? Ero un attimo, aspetta, ero in Puglia. Ma, Puglia, Puglia. ma eri in vacanza o era un rapporto occasionale, diciamo, preso al momento? Non ho preso al momento. Al momento, scusami, una domanda molto seria, ma tu lo usi il preservativo quando fai l'amore, visto che sei Ovviamente, un ovviamente. donnaiolo? No, insomma, no, io non sono un Usalo ragazzo. sempre perché se hai rapporti frequenti, figlio mio, lo devi usare sempre. Fortunatamente, se oggi sono ancora in vita, vuol dire che ho preso le giuste precauzioni. Sono Oh, qua. ok, bravo questo ragazzo, bravo, sì, d'esempio. Allora, ti è mai capitata una donna che sei uscito, gliel'ho detto già questa qui. Perché? No, perché mo Lugo vuole stare ricorda che le caggiarisce. Allora, vediamo ancora perché mi sa che forse le abbiamo fatte quasi tutte. Guarda, Arrotolamelo arrotolandomelo, vai. in che senso? Arrotolamelo È arrotolandomelo. un altro scioglilingua. Arrotolamelo arrotolandolo. No, arrotolamelo arrotolandomelo. Arrotolamelo arrotolandomelo. Veloce, vai. Arrotolamelo arrotolandomelo. Ancora, vai, vai. Arrotolamelo arrotolandomelo. Arrotolalo Bravo, bravo. arrotolalo arrotolandomelo. Allora, Daniele, adesso alzati e schiaffeggiati il culo compiacendoti, cioè prova a piacere mentre ti schiaffeggi il culo. Mettiti da lontano, se no non ti vediamo. Ci sei? Vai. Brutto cattivo, vai, ancora, sei un Più monello. forte. Sei un Più cattivo forte. monello. Sei un monello, di che sei un monello. Di sono un monello e ho fatto il cattivo, dillo. Ho fatto il cattivo, schiaffeggia, mi dai 4 nel culo. Monello, Vado, cattivo. aspetta. Oh, Cattivo monello. oh. No. Allora, Daniele, adesso siamo arrivati all'ultima domanda e poi ci salutiamo, però cantaci qualche altra cosa, dai. Dimmi tu. Non raccontarmi mai il male che farai. Se ti diratti a me non risponderai. Non raccontarmi mai che io sono stato primo. Che ti ha fatto sbattere su cuore un bietto. Se non vuoi sapere che ancora rindo a te. Ci sta una parte di me che tu non a vivere. Tu resti per Bravo, sempre nella vita mia. Io resto per sempre nel la cuore vita tuo. tua. Luce indelebile fantasia. Che voce. Allora, io voglio dire una cosa a proposito di questa cosa. Diciamo che tu, ma lo dico per lanciare una lancia a favore tuo, non lo dico per discriminare Daniele De Martino. Attenzione, tu sei un ragazzo intelligente. Allora, a volte noi artisti apparentemente sembriamo quello che non siamo, no? Spesso ci confondono per quelli che non siamo, perché non ci conoscono fondamentalmente, quindi giustamente danno un'opinione per quello che vedono. Sì,
molti in passato ti hanno un po' discriminato per il tuo genere musicale, Sì, giusto? Ti è che poi è quello capitato? che ha funzionato di più e che hanno fatto tutti quanti Allora, alla fine. signori, questi si chiamano manovre, nel senso, sono manovre musicali, cioè di cazzimma lavorativa, perché uno punta al lavoro, è ovvio. Però Daniele De Martino è uno che canta veramente. Allora, posso dirti una cosa? Eh, Ecco, tu hai preso un tasto bellissimo. mm, Qui ci sono 5.000 e 206 persone che ci stanno guardando. Quindi certo. qualcuno stasera ci sta guardando. Allora, ti spiego una cosa subito brevemente. Quando Daniele De Martino venne a Napoli, Mhm. ha trovato un sistema molto vecchio, perché senza ombra di dubbio, Ti sei bloccato, Daniele? noi magari vogliamo... Va bene adesso? Va bene? Sì, sì, Mi sì. vedi? Ok. Sì, Dico, la però musica napoletana... l'unica cosa, io non ti voglio interrompere, però voglio farti l'ultima domanda e poi ci riallacciamo a questo discorso Sì, perché sono interessata a sentirtelo sì, dire. Ok? Facciamo l'ultima domanda divertente. Ok? vai. Allora, adesso procurati una pentola, Una pentola. Una pentola, un cambiule. un grembiule. Vai vicino alla cucina. Puoi andare o cade la linea? E qui siamo, non lo so, perché qui siamo nel villino, quindi non siamo a Ce casa. l'hai un grembiule, un grembiule? Un cambiule, aspetta un attimo. Non ti muovere, state fermo. Ragazzi, poi fondamentalmente Daniele De Martino veramente è una persona dolcissima, io lo conosco bene da vicino, una persona, non è vero che è presuntuoso, non è vero, sono tutte cazzate. Lui è così, si piace, questo è il senso del piacersi. E Io sono questo, io sono tutti gli quello che uomini sono mostro. così, esatto, bravo. Il cambiule Allora, forse no, perché qui siamo tutti uomini, ok, diciamo, un siamo i panno da miei cucina ce l'hai? panno da cucina. Lo strofinaccio ce l'hai? Il cambiule è questo qua posso prendere. Esatto, mettilo, Ah, mettilo. boh, aspetta un momento, aspetta, Fatti riprendere da qualcun altro, metti la telecamera posteriore. aspetta. La metto così, va bene? Ok, O no? sì, dai, Ok. metti il Aspetta, grembiule. un attimo, mannaggia. Il panno da cucina ce l'hai? Il panno da cucina, sì, sì. Un attimo. Stefania Lama che fa che ste è colpa della quarantena. Mannaggia. Ok, Ok, aspetta. adesso però fatti riprendere intero da tuo cugino, non so, Sì, devo girare la telecamera. la telecamera, esatto. Aspetta un attimo. Un attimo, un attimo. Trovato? Come? Vogliono Trovato? sapere se hai un figlio o una figlia. No, no, no. No, no, assolutamente. È Niente. singolo, è Allora, vieni ZP. qua, riprendimi. Ci sei? Tieni tu. Ok, sto riprendendo, vai. Ok, Riprendimi. riprendi De Martino. Ok. Ma Ok, guarda, metti tuo panno in capo. one gun. Devono essere i tuoi capelli questi. In questo momento tu sei una donna casalinga in cucina. Io adesso ti faccio delle domande e tu Ma rispondimi una in... donna napoletana No, o una donna siciliana? siciliana. Siciliana. Signore, che state facendo? Stai facendo questa cosa, stai ignata. Ma mio marito ci Se- sta raccogliendo le tagliere che è stanco. Signora, ma vostro marito come lo prendete? Per la gola? A mio marito tu posso dire un picchio fatemi a Stefania. Allora, signore, in questo momento mi dovete cantare a Campagnola di Gigione. Dettami là tu, picchio canuscia, Gigione Allora che canta piace. a Campagnola, fatta amore che zia, fuori con me bella A Campagnola. campagnola, facciamo che sia amore. E poi? E poi mi dovete cantare Ulissa, morta mia. Tu li sei morta mia, dimmi che malattia, ma chi non malellato, su è stare da morte, e tu sei una che la vipera se. Hai vinto! È finito il gioco, bravissimo! Mannaggia a te, mannaggia, ma come fa? Sei meraviglioso. Ma come Ok. fatto fa?
Allora, Daniele, ci siamo divertiti tantissimo, però adesso torniamo al discorso che stavamo facendo. Che Sì, stavi dicendo? allora io nel lontano 2017 e 16, quando ho capito che la musica stava cambiando, perché forse sono stato uno dei primi giovani talenti che ha capito che la musica stava cambiando, che la musica purtroppo dico, non andava più ascoltata, ma andava visualizzata, andava vista. Quindi quando io ho capito che avevo tanti fans, tanti bambini, tante ragazzine che mi seguivano, ma insieme alle ragazzine c'era anche la gente adulta, o perché ti criticava, o perché a volte ti potevano pure prendere in giro, ma che sta facendo? Quando io ho fatto un video che ci fa, dove butto la nocciolina nelle tette a quella ragazza, Stefania, tu pensi che Daniele De Martino o un Salvo La Rosa, gente di grande esperienza, tu pensi che non lo sai che Daniele sta andando a comprarsi una critica? Ma Daniele De Martino se l'è comprata la critica, ma sai perché? Perché c'era Diego YouTuber che faceva le parodie. A Napoli purtroppo è un cerchio chiuso dove non è facile che un siciliano viene a lavorare a Napoli. Quindi per farmi conoscere talenti a Napoli ce ne sono tantissimi. Quindi dovevo portare la novità. E allora prima dovevo farmi criticare e poi dopo che mi criticano, ma chi è su Daniele De Martino? Per curiosità, poi trovano nella cazzata, andavano a trovare buonanotte amore mio, non è la prima volta, vattene, comando io, non raccontargli Si è mai. trascinato un po' tutti i Si è pezzi. trascinato tutto perché poi ci stanno le belle canzoni. Allora, Daniele, io ti dico una cosa, ti voglio solo hai detto fila tutto il tuo discorso perché ci sta che uno fa una manovra per tentare di entrare nei settori. Tu dici E se non ci entro con le ce l'ho buone, fatta. hai fatto, se non ci entro con le buone, ci entro con Con le cattive cattive, bravo. maniere. E diciamo che quella cosa è andata un po' a sfavore tuo, però hai rischiato la carta e te la sei Ho giocata. saputo rischiare e mi è andata Esatto. bene. Invece io ti voglio dire un'altra cosa, tu mi hai detto non è facile per un siciliano entrare a Napoli, io ti dico una cosa, io i siciliani li amo, sono la mia vita perché io vi reputo veramente come noi, carnali, io quando vado in Sicilia ho un'accoglienza meravigliosa, noi Sì. accoglieremo sempre persone e cantanti di altri paesi, di altre città, perché l'unione, la musica unisce. Colui Stefania, tutto che quello non che ha dici tu saputo è bellissimo. apprezzare, no, io ti voglio dire una cosa. Ci sono stati tanti siciliani che abbiamo accolto a Napoli, ma c'è stato chi come te ha apprezzato e chi non come te non ha saputo apprezzare un cazzo della musica napoletana, credendosi i padroni del mondo, quando poi fondamentalmente sono grazie ai napoletani se sono riusciti a fare qualcosa. Però va bene così, noi li ringraziamo lo stesso perché anche grazie a loro la musica va avanti e va bene così. E quindi tu non devi mai dire che noi è difficile che vi facciamo entrare, noi vi abbiamo No, fatto allora entrare. E ascolta come? Stefania, forse mi sono spiegato un po' male. Allora, non è difficile perché i napoletani sono come i siciliani. Quando io parlo di napoletani non parlo della gente che sta a Napoli, ma della gente che frequenta il nostro ambiente, quindi parlo dei cantanti. Certo. Dico, io penso che è brutto sentirsi dire che un siciliano viene a Napoli e lavora. Non tutti lo accettano. Tu sei una Va bene, persona ma che umile. c'entra? Ma questo non vuol dire niente. Scusami, Ma se un tu la siciliano pensi viene a così perché tu Napoli, sei una persona umile e quindi dice a me non toglie niente, mi fa piacere. Non ma tutti qual è il purtroppo la pensano problema? così. Ma Perché se poi un devono siciliano capire. ma scusami, se un siciliano si conquista il podio a Napoli, perché quando a Napolitano si hanno conquistato il podio a Sicilia, scusate, non è la stessa cosa. Sicuramente Che male c'è? tantissimi, tantissimi. Però purtroppo non tutti la pensano come te, ma dobbiamo accettare una cosa, la realtà, perché è il pubblico che decide. Io non lo Esatto, posso dire Stefania Lai, esatto, non dà da fatica, perché io non sono esatto, nessuno, forse non ci sono esatto, capito. esatto. Io non sono nessuno. Ma infatti io ti apprezzo tantissimo e devo dire molte persone si sono ricredute su di te, soprattutto i Sì, napoletani. vabbè, questo lo so, Devo questo lo dire, so. tanto è vero Io ti che ho tu stai lavorando tanto a Napoli. Ma io ti ho parlato di un passato che praticamente quando si diceva ma De Martino a Napoli non tras, e poi trasute, e chi la rit, ma pure pavate. Addirittura, sì, a fangulce. E quindi quella è la più grande soddisfazione, quando ti chiama, chi ti giudica è Poto Pavo. Ma quelli sono quelli che poi ti chiamano. Chi ti chiama? Ti ha criticato prima e poi ti chiama. Come diceva Gigi Capito? D'Alessio,
come cagna vita una persona, 3 minuti una canzone che ti fanno addormentare. Tutta gente che ti ha fatto male, batte mani in prima fila perché la già saluta. Bravo! Allora, Daniele, io ti aspetto a Napoli. Quando sei a Un Napoli bacio, chiamami che ci un mangiamo una bacio pizza grande. dopo la quarantena, ovviamente dopo questa pandemia, sperando che veramente finisca tutto. Quest'anno purtroppo non è da cancellare, ma quasi, diciamo, su tutte le cose che sono successe. Però Purtroppo la batosta l'abbiamo presa un po' tutti quanti, ma affrontiamo tutto con il sorriso esatto, perché c'è il esatto, pubblico che ci sostiene e ci aspetta. Io ti ringrazio, esatto. sei stata veramente carinissima e Grazie a soprattutto te. molto intelligente ad inventarti questa trasmissione per far sorridere un po' il nostro pubblico. Facciamo il Grazie di nostro cuore. meglio. Io ti Grazie di ringrazio cuore. di vero cuore. Ti voglio bene. Ciao a tutti. Ciao, Ciao ciao Daniele, ragazzi. ciao.